chiesto 1.000 euro all'ottantenne e al rifiuto di questi lo aveva malmenato con calci, pugni e colpi di martello. Si parla tanto dei giovani, ma le politiche a loro favore non risultano ancora incisive. È il parere del gruppo consigliare della Lega Nord Liga Veneta, che ha presentato uno specifico disegno di legge per il Veneto per coordinare strategie e progetti a favore degli under 35. Quasi il 30% che colloca il Veneto al sesto posto nella classifica nazionale. È il dato poco incoraggiante a cui sale la disoccupazione giovanile regionale nel primo trimestre del 2012, nonostante gli sforzi della Regione Veneto con 153 milioni di euro complessivi per interventi a sostegno delle persone di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Un disegno di legge presentato a Padova dai consiglieri regionali della Lega, tra l'altro i più in erba anagraficamente parlando del consesso di Palazzo Ferrofini, studiato, spiegano, per colmare le lacune di un welfare poco interessato ai giovani, impostato su 4 capisaldi: lavoro, credito, casa ed Europa. La prima firmataria. Abbiamo pensato che sia arrivato il momento di fare una legge che, attraverso una nuova modalità di azione, assegni alla Regione la regia del coordinamento delle politiche giovanili, che dovranno mettere in rete un gran numero di soggetti pubblici e privati. Cosa significa? Significa che in un momento di crisi come questo non possiamo e non dobbiamo più permetterci di operare in maniera settoriale, bensì mettendo insieme tutti quegli interventi che già la Regione Veneto ogni anno spende a favore dei giovani. L'occasione è favorevole per un'analisi del delicato momento politico, con gli scandali legati proprio agli sprechi in regioni e province, e la replica degli interessati è di valutare anche le autonomie locali e la macchina centrale della politica in quanto a soldi impiegati. Insomma, un magna magna generalizzato su cui nessun comune mortale, a dire il vero, nutriva dubbi. Sono dell'idea che il governo a livello centrale debba imporre dei tetti massimi di spesa per ogni regione, sia per quel che riguarda le spese dei gruppi, ma anche per quel che riguarda gli stipendi dei singoli consiglieri. Ci sono troppe disparità e poi vediamo che dove ci sono troppi soldi accadono cose spiacevoli come nel Lazio. Il consigliere regionale della Lega, Sandro Sandri, a suo tempo anche assessore regionale alla sanità, ha restituito nelle mani del segretario veneto del Carroccio, Flavio Tosi, la tessera di appartenenza al partito. Contemporaneamente ha formalizzato l'uscita dal gruppo consigliare leghista e l'iscrizione immediata al gruppo misto del Consiglio regionale del Veneto. Parliamo ora di una nuova legge sul commercio per riportare i negozi